Buongiorno ragazzo, benvenuto nella seconda puntata inerente al mondo delle batterie litio, in particolar modo il nuovo sistema di S-Tech che io chiamerò Pulmin 5.0. Tu mi dirai a che punto siamo arrivati. Stiamo provando intanto a scollegare il tutto con quella leggera ansia da parte mia per il fatto che le batterie nuove non ci staranno. Eventualmente segheremo un pezzettino di mobile, vedremo cosa fare per farci stare il tutto. Come anticipato nella puntata precedente, il Pulmin 5.0 intanto verrà fatto a rate e non posso spoilerarti troppo, perché se poi succede che per motivi tecnici, tra parentesi l'alternatore, chiusa parentesi, non possiamo proseguire, io parlo tanto per niente, hai capito? Quindi illudo anche me stesso per niente. Quindi iniziamo dalla parte prima del Pulmin 5.0, che è il polmone, il bacino di carica, ossia l'accumulo, le batterie. Partiremo con queste nuove batterie di DS-Tech, che adesso me le faccio brevemente riassumere, da 600 ampere divise in pacchi da 200, ossia 3 batterie da 200 ampere. Come anticipava Diego nelle puntate precedenti, ha detto sì, nominali sono 200 ampere, però per il numero di celle che gli abbiamo costruito eccetera sarebbero 215 ampere l'una, quindi avremo tipo 645 ampere in totale. Tanta roba, sono contento. Eccomi qua, aspetta che mi metto in te sedia dei discorsi. Allora, tanto il video bello, quello utile l'abbiamo già fatto. Adesso facciamo un po' i video del montaggio, no? E una domanda sorge spontanea che interessa a me e anche ad alcuni tu che si sono un po' in qualche modo affezionati a questo camper, al pulmino, no? Allora, mentre Diego ravana, io ora gli farò questa domanda. Diego, io prima avevo 2 batterie da 200. Quanto pesavano le vecchie batterie da 200? Cioè una sola, quanto pesava? Ti ricordi? 20, più o meno siamo lì. Beh, Pesava 22 kg. 22 kg. Per Per 2 44 kg, però io ora ne ho 3. 3, ma pesano un paio di chili in meno. Quanto pesano 20 queste? kg, 20. 20 kg tondi? Ah, l'altra 22. Quindi io ora ho 60 kg di batterie. Povero pulmino. Vabbè, dai. Vabbè, dai. Teniamo anche conto, ragazzi, che ovviamente, come ricordava anche Diego, poi le batterie al litio a parità di potenza sono molto più leggere rispetto a un AGM. Stiamo però parlando in questo specifico caso di un camper molto particolare, cioè nel senso 600 ampere di litio, dove vai? Cioè 1200 ampere di AGM. 12 Sì. batterie da 30 kg l'una. Esatto. Ne avresti 360. 360 kg contro i 60 kg, ok, sì, però volevo dire, è una quantità di batterie non normale, secondo me è assolutamente inutile, ma assolutamente in un camper normale mettere 600 o 400 ampere di litio, hai capito? A meno che uno non dice no, tutto a corrente, il boiler a corrente, riscaldamento no, quello ovviamente no, il cucino con la piastra a induzione eccetera, allora lì sì, le 400 te le sfrutti bene, ma 600, boh, sto pensando, secondo me in un camper normale assolutamente no. In un ufficio in Veneto dove purtroppo il sole in inverno spesso proprio manca completamente, è la misura giusta, però ripeto, per un ufficio, non per un camper abitazione. Per un camper abitazione anche lì 400 ampere erano molto più che sufficienti. Step 1, stiamo facendo i cavi, io sono quello che filma, Mirko è quello che fa i cavi, Diego è quello che collega. No, giusto per mantenere un po' di ordine. Ma Diego, i cavi sono più grossi rispetto a prima o sono uguali? Sono come prima, Ok. da 25. E perché è stato cambiato? No, ne aggiungiamo. Ah, è vero, ne aggiungiamo Perché c'è una c'è batteria un'altra in più. batteria in più. E se aggiungi un posto a tavola. Quello che vedi alla tua sinistra è il braccio di Diego della DS-Tech, che sa che vestito in pandan, tu le tutte ceste come la DS-Tech. Una centrale nucleare, porca miseriazza. Ho cambiato obiettivo nella mia vita. Adesso ho messo il Sony perché il Sigma era troppo luminoso. Allora, non ti spieghiamo, non che siano segreti industriali, però sono cose secondo me un po' troppo tecniche, quindi non ti spieghiamo la configurazione del battery monitor. Ma me l'hai cambiato o quello di prima?
quello di prima. Ah, c'era scritto battery monitor. Mamma mia. Ti dico solo, ecco, che lo sta configurando, ecco. Adesso, siccome sai che io sono come i bambini, non ho voglia di aspettare, ho attaccato il generatore per dargli in velocità la, come si dice, la regolatina finale, ossia adesso è stato impostato al 100%, ma saranno i 100% reali quando il generatore, i pannelli avranno finito di caricare completamente le batterie. Ci siamo quasi, ormai da 120 A sta caricando a 25, 24, va sempre più giù la carica, proprio perché le batterie stanno diventando piene, saranno cariche, sono cariche, esatto. Per raccontarla tutta, nel frattempo Mirko ha fatto i nuovi blocchi per le nuove batterie. Questi sono i 3/4 di Mirko che mettono i blocchi alle batterie. Siccome l'estate dalle nostre parti è un qualcosa di abbastanza particolare, particolarmente torrida, è successo che è andato in protezione il sistema in una giornata che c'erano quei 50 gradi dentro, ok? Perché il BMS interrompe la carica ai 50 gradi, scusami, centigradi. Cosa significa? Che sotto lì c'erano appunto più di 50 gradi e io non riuscivo a mandare avanti il climatizzatore. Si è arrivati su questo diciamo loop dove non potevi generare il freddo perché c'era troppo caldo in quell'apparato che ti generava il freddo, ossia in te batterie che alimenta il climatizzatore, e pertanto ora, esatto, gli stiamo montando delle ventoline, una che butta verso l'alto, quindi toglie il caldo dalla panca, il quale poi viene inglobato in quel soprapanca che tu hai visto con le tendine dove ci sono le scatole dei vestiti, dove c'è l'inverter, e lì c'è un'altra ventolina che butta fuori, fate caso, posto perfetto, ideale, vicino alla porta di uscita del camper, quindi vicino a una parete e non nella parte centrale del camper. In più tutte e due le ventole sono vicine, quindi una tira fuori l'aria e subito dopo c'è l'altra che butta fuori dall'altra parte ancora, quindi credo che il lavoro che stiamo facendo è sensato. Per gli addetti al settore informatico, queste sono delle Noctua 8x8, insomma una marca molto valida di ventole. Ventola 1 dei 2 installata. Mi conosci bene ormai, sai che io metto tutto sotto pulsante perché voglio il controllo manuale di tutto e pertanto nessuno! Va bene, non faccio nulla. Niente, per motivi di spazio non siamo riusciti a mettere la seconda ventola attaccata alla parete, però in cambio c'è un metallo, che sciccheria! Fantastico. Vabbè, meglio forse, così crea più, forse è meglio però, sai, perché se una è lì in fondo che butta verso l'alto e questa è qua butta verso fuori, forse crea più corrente d'aria, quindi guarda che forse è meglio così, eh sì, se no creava corrente d'aria solo lì. È vero, cazzo, è vero. No, fantastico così, ragazzi. Allora, spingono tantissimo queste Noctua qua e è stata un'ottima cosa alla fine che non sia stata ci sono state tutte e due vicine, perché così crea appunto corrente d'aria. Il pulsantino l'ho messo qua in parte al comando dell'inverter, cioè tutta veramente, cioè tanto, veramente tanta roba. Adesso non mi ricordo se era solo 1500 giri, però pestano. Fantastico, ragazzi. Adesso ho rimesso tutte le cose dei vestiti, il tutto è diciamo bloccato da quei blocchi lì, quindi non vanno a bloccare nulla e basta, attacca, si crea veramente una corrente d'aria qui sotto. Abbiamo provato con le mani, veramente efficace, tanta roba. Ragazzo, noi abbiamo finito quasi tutto perché quasi. Esatto, non al lettone da gara che sarebbe il spoiler, vediamo cosa succederà forse in futuro, e quindi la prima parte del Pullman 5.0 l'abbiamo completata, portata a casa con successo. Sì. E salutiamo tutti. Ciao, portata a casa. Certo che si è fatta anche alla fine, c'è qui saluti e tutto quanto, ha fatto puito, E sti cazzi! Buongiorno Italia, inizio velocissimamente questa puntata in smart working per farti vedere una cosa. Tu mi dirai perché in smart working? Semplicemente perché sono vestito sopra e sotto in mutande, l'ho imparata dal Covid sta roba. Questo è l'inizio del video, diciamo non più di prova delle batterie, ma di esperienza.
ok, di esperienza di questo ufficio alimentato da tra virgolette 600 ampere di litio, tra virgolette, nel senso che DS Tech mi dice sì, nominali sono 200 a batteria, ma in realtà le celle sono state costruite per avere 215 ampere, vabbè, chiamiamole comunque 600 ampere di litio. Allora, nella notte si è consumato, questo è il primo giorno, ieri erano carica al 5%, quindi nella sera e nella notte, quindi quando i pannelli non caricano, si è consumato il solito 50 ampere. Ok, cosa significa 50 ampere? Una doccia bella lunga, luci accese, doccia lunga nel senso che c'è la pompa dell'acqua che gira, insomma, consuma di tutti i dispositivi di ricarica, le batterie della macchina fotografica, se il telefono, le torce che sono state usate, quindi insomma tutti i dispositivi di carica, che non è poco, la centralina con metà servizi abilitati, tipo la luce del bagno, quelle cose lì, il riscaldamento che va tutte le notte. Per riscaldamento si intende più che altro il motorino che fa girare il liquido dell'Alde. Intanto guarda il display mentre mi parlo, esatto, vedi che da prima mattina sto già guadagnando 0,15 ampere, sta iniziando la primavera, esatto, bravo. E soprattutto tu mi dirai, Madonna, ho capito, però 50 ampere per una sera ed una notte, adesso sono tipo le 8 di mattina. Ragazzo, il frigo compressore, io da anni che lo dico, perché ascolto le persone, cioè ascolto quelli che raccontano le cagne, che la raccontano grossa, e quelli che raccontano la verità. Io quella dei 50 ampere, là forse era leggermente ingrossata, ok, però quella dei più o meno 50, anzi meno 50 ampere di consumo per una notte per avere un frigo compressore, certo ci sta. Magari probabilmente ecco in estate. Qui siamo in inverno, però ricordo abbiamo un frigo da cos'è, 174 o 194 litri, mi pare 174, perché il grande normale è 150, questo è un 174, il più grande che ci sia, il più capiente, quindi ovviamente consuma più degli altri. Però detto fra me e te, nulla di utile, ma è solo così per chiacchierare piacevolmente in compagnia. La prima cosa che ho apprezzato è che sì, sono andati via i soliti 50 euro, sì, 50 euro, 50 ampere, scusa, sono abituato a pagare tasse e BOI, assicurazioni eccetera, sono abituato a ragionare in euro. E sì, sono andati via i soliti 50 ampere, però io adesso sono a 549, cioè il mio massimo fino a ieri era 400, quindi devo ancora lontanamente iniziare a consumare le mie batterie al litio, o meglio il quantitativo di batterie al litio che ero abituato ad avere. Beh, considerata la primavera ed il fatto che devo muovermi, la tisana la faccio in microonde, spero che non si veda i mutande, anche se sei carine, sei qui col cactus. Singone, quanto consuma un microonde non mi ricordo, andiamo a vedere, 120 ampere, esatto, perché stiamo caricando un 0, qualcosa, sì, guadagnando, quindi un 120 ampere ora. Ehi, ovvio che ora, essendomi spostato con il DC-DC da 60, ho già ricaricato le batterie, quindi sono tornato nuovamente al 100%, ma vabbè, non è un problema, non dobbiamo fare una gara come l'altra volta a chi li scarica di più, insomma, ecco, quindi semplicemente continuiamo la vita normale, quindi correndo le batterie si caricano, in più c'è stato anche un po' di sole, quindi anche lì si sono caricate, siamo al 100%, e ti volevo dire questa cosa, che secondo me tante cose come le batterie sono uno di quei chiari esempi che richiamano un po' a quella canzone del buon De André, no? Che quando diceva che più lavorava più aveva fame, no? E anche qua più abbiamo capacità di batterie e più ne abbiamo bisogno in qualche modo. Perché? Perché cambia poi lo stile di vita, cambia il modo di vivere il camper. Ora siamo praticamente all'interno di un'abitazione vera e propria. Per dare una prova, io ora mi scaldo, è vero che non è pieno inverno, stiamo andando verso la primavera, ma mi scaldo una tisana con il forno a microonde. E dopodiché gioco all'Xbox perché è stata una settimana impegnativa, ho bisogno di riposarmi, ho i clienti che il lavoro mi sta sommergendo, però vabbè, dai, magari sono anche periodi, insomma, ecco, quindi
sto cercando di gestire un attimo il tutto per non sentirmi oppresso e basta, insomma va bene così. Già che ci siamo, mi sono già preso Far Cry 6 che era in offerta, questo interessa a pochissimi, in versione digitale per Xbox Series S, perché appena me la fanno a un prezzo decente mi cambio Xbox, prendo la next gen, la serie S, e la One credo la regalerò a Giacomino, comunque la teniamo da Alessia. Vedi, io già in qualche modo te l'ho fatto il video, perché era quello dove già sapevo di arrivare, ossia, cioè con le 600 litio io già sapevo che mi sarei, come dire, sentito molto più comodo. Cioè in percentuale da 400 a 600 è tanto, non lo so, percepisco tutto quello che faccio in maniera diversa. Cioè prima tipo una bella partita all'Xbox era un po' come quasi un qualcosa di peccaminoso, no? che toglieva risorse dal lavoro, ossia dal dovere, ok? Questo è ciò che ha fatto la religione cattolica nei millenni, ha creato, come dice il buon Galimberti e il buon Freud, questi sensi di colpa inconsci nel cervellino dei poveri cristiani, e per cristiani si intende i poeti, ok? Mi sento un po' più libero, perché in fondo i limiti sono dei recinti, delle costrizioni. So che è strana come affermazione, però sto percependo già questo senso di libertà, cioè come di mettermi qua tranquillo, attaccarmi la mia Xbox, lasciare le luci accese, tutte quelle cosine là, senza percepire appunto questi limiti. Ora premo il pulsante A e inizio a sparare in testa a tutti quei personaggi immaginari del videogioco che io però vedo come quelli che mi danno tutte le tasse da pagare, escluso il commercialista. Dai Poiretto, no, Tirenato no. Ma guarda, a sto punto io direi di sospendere questo video, perché oggi è domenica e credo che forse farò altre riprese tipo verso il mercoledì, giovedì, così, e poi alla domenica, dopo una settimana di prove reali, andremo a vedere cosa è successo. Tieni anche conto che sarà una settimana difficile, il che è meglio insomma secondo me per il video, in quanto ci sarà molta pioggia e pertanto nuvolo, e quindi i pannelli non caricheranno, quindi sfrutteremo più che l'ufficio con le 600 ampere di litio, sfrutteremo proprio le 600 ampere di litio, in quanto l'ufficio non usufruirà dei pannelli, non usufruirà più a partire da lunedì del DC-DC, in quanto resterà stanziale, in quanto ufficio che deve fatturare. E cos'altro volevo dire? E appunto per fare questo video non accenderò il generatore, in modo tale da vedere poi nel fine settimana, venerdì in particolar modo, come siamo arrivati. Eh sì, lo so che dovevamo sentirci mercoledì, ma era per dire che dopo una mega partitazza sono rimasto con 533 ampere. Certo non fa parte tanto dell'utilizzo ufficio, però fa pensare come sta andando avanti la tecnologia, no? Cioè fino a qualche anno fa era assolutamente impensabile, a parte sto livello, ma intendo giocare con Xbox in camper per tutto sto tempo. Eccolo là, sì, è iniziata la prima giornata di pioggia. Sì, lo so, dovevamo sentirci mercoledì, giovedì, oggi invece è lunedì mattina. No, perché volevo appunto confermarti quel famoso detto, aspetta che mi sono veramente appena alzato dal letto, che dice l'appetito viene mangiando. Effettivamente, come ti dicevo ieri sera, il primo impatto che ti dà un impianto maggiorato, ok, stiamo parlando di un ufficio, ma può valere anche per un semplice camper da fine settimana, è quello di un sguinzagliamento, di una maggior libertà, di un ampliamento dei recinti, e pertanto appunto l'appetito viene mangiando. Ieri sera ci ho dato dentro in tutta tranquillità, cioè con la coscienza a posto, ok? Ci ho dato dentro con l'Xbox, che è una console, un videogioco che però consuma molto, il quale è anche attaccato al monitor, quello di lavoro, ok? Quindi insomma dei consumi io credo importanti, credo tipo 15 ampere ora, adesso non mi ricordo con la precisione, però sui 14-15 ampere ora. E questo è quello, ho lasciato acceso il router perché dici chi se ne frega, forse anche gli antifurti. Alla fine in una sera e una notte, quindi dalle
8 di sera alla mattina seguente in 12 ore, esatto, dalle 8 alle 8 sono stati mangiati la bellezza di 97 ampere, che nel caso di un impianto a 400 ampere, che è già enorme, ok, sono un quarto, cioè un quarto di tutte le risorse, hai capito? Questo ovviamente, attenzione, lo ripeto per l'ennesima volta, non stiamo parlando di un camper normale, stiamo parlando di un camper adibito uso abitazione in più ufficio, che è tutt'altra cosa, fidatevi, come consumi e caratteristiche rispetto a un camper adibito solo esclusivamente all'uso abitazione, oppure solo esclusivamente all'uso vacanze, diciamo, ecco. Quindi i consumi sono veramente tre cose completamente diverse, tre scenari, tre situazioni completamente, assolutamente diverse. E parlando sempre degli effetti, è più quell'effetto di essere in colonnina, sai, quando ogni tanto anch'io ovviamente ho bisogno di andare nelle aree camper per stare un po' più in relax, cioè non solo perché ho bisogno di corrente, perché per quello il generatore, sai, col generatore mi conviene anche economicamente caricarmi le batterie senza spostarmi, piuttosto che andare in un'area camper, perché il GPL costa 70 centesimi al litro, il gasolio molto di più, oltre al fatto che ci vuole anche il tempo. Però vabbè, insomma, questi sono dettagli. Taglio perché non vorrei ingrandire troppo questo video. Oh, pensa una roba, ragazzo, ti ricordi nella prima puntata girata con Diego della DS Tech, che era quello che spiegava, no, tutti i funzionamenti delle litio, i vari tipi di litio, eccetera eccetera, cioè te pensa, ti ricordi, non si sentiva tanto bene quel video con tutte quelle spiegazioni, tutto quello che ha detto eccetera, è stato girato il giorno prima che l'hanno operato di appendicite. Cioè, noi ne butta giù neanche coi canoni, si dice da noi, non si buttano giù neanche coi canoni, porca miseria.